Un giorno chissà che anch'io non riesca a guidare una Fulvietta. Passa qualche anno e Sandro Munari viene a correre un rally proprio dalle mie parti, che era il rally di San Martino di Castrozza, che era valido al tempo per la Coppa del Mondo Piloti, e aveva un compagno di squadra con una macchina uguale, con la Stratos, ed era Mauro Pregliasco. Ricordo bene o no? E quindi ho conosciuto Mauro Pregliasco e poi, pochi anni dopo, nel 1980, finalmente anch'io avevo un volante da guidare. Però avendo cominciato a correre con l'Opel, il mio beniamino era un ragazzo qui della zona che con un cadet gruppo 2 faceva degli assoluti, ed era un certo Dario Cerrato. E io ho detto, chissà che un giorno anch'io diventi un pilota ufficiale della Opel. E infatti ho comprato un Opel Cadet anch'io, di gruppo 1, e sono venuto a correre le ultime 2 gare di campionato italiano, perché io facevo solamente Triveneto, e ho fatto il 100.000 trabucchi, e lì ho conosciuto Dario Cerrato, ragazzi. E quindi io avevo il gruppo 1 e lui il gruppo 2. L'anno dopo io sono passato al gruppo 2 e lui è passato al gruppo 4, perché credo che però con la Fiat nell'81-82, se non erro, nell'80 col 131, con la 4 del 200 e il 2 eri con la 400, e quindi già il fatto di essere vicino a lui, non dico averlo raggiunto, perché lui era ufficiale al 100%, io stavo quasi per diventare uno dei ragazzi papabili per la squadra ufficiale. Quindi veramente questi personaggi sono quelli che mi hanno dato lo stimolo per provare, per rinunciare a tantissime cose e per cercare di arrivare a determinati risultati, perché nella vita, ragazzi, ci vuole sicuramente qualcuno che ti stimoli a fare determinate cose, che ti dia degli obiettivi da raggiungere, perché se hai un obiettivo da raggiungere hai molte più probabilità di raggiungerlo. Quindi devo in un certo senso ringraziarli per avermi fatto nascere la passione dei rally e per avermi dato la voglia di lavorare, perché per vincere bisogna lavorare tantissimo e loro lo sanno benissimo, e quindi li ringrazio di essere qui e di averveli portati ad amici miei 2014. Grazie mille.